Al via oggi presso la Fondazione Ciacia a Racalmuto le prime proclamazioni dei laureati Scienze della Formazione, un corso che ha avuto un importante risultato e ha coperto tutti e 100 i posti a disposizione. Le interviste al presidente e al professor Gioacchino Lavanco, direttore del Dipartimento di Scienze Psicologiche, Pedagogiche ed Educazionali dell'Università di Palermo e al presidente del Consorzio Universitario Agrigentino, dottor Nenè Mangiacavallo. L'Università di Palermo oggi ha un momento di grande gioia che vuole condividere con tutto il territorio agrigentino. Lo condividiamo in particolare con la Fondazione Leonardo Sciascia, la prestigiosa fondazione che ci ospita, con l'amministrazione comunale di Racalmuto e con il consorzio Empedocle, presieduto dall'onorevole Mangiacavallo, che ha promosso questa iniziativa insieme all'università, perché è un momento di gioia. Oggi noi laureiamo le prime 31 studentesse, dottoresse di scienza dell'educazione, di un corso che completa il primo corso della riapertura dei corsi di ambito educativo e formativo nella città di Agrigento, che hanno completato il loro percorso. È un momento quindi di festa, di grande soddisfazione per noi docenti, ma anche di grande gratitudine al territorio che ha risposto in modo eccezionale. Tutti dicevano sono corsi che non avranno esito. Abbiamo non solo raggiunto il numero massimo dei nostri 100 studenti, siamo già avanzatissimi sugli anni successivi, e questo risultato conferma la vocazione di questo territorio alla solidarietà e all'impegno sociale. Oggi abbiamo bisogno di educatori, queste sono leve fondamentali che riconoscono i bisogni della gente e lavorano accanto alle persone. In particolare ricordo che sono educatori che lavoreranno con bambini da 0 a 3 anni, quindi sostegno alle famiglie, alle amministrazioni pubbliche, alle strutture private, ma soprattutto un messaggio di attenzione al futuro, perché il futuro si costruisce laureando educatori, ma anche educando bambini sin dalla nascita. Quella di oggi è una festa per le laureate in scienze dell'educazione, per l'Università di Palermo, ma anche, se mi è consentito, per il Consorzio Universitario Empedocle di Agrigento, che ho l'onore di presiedere. È una giornata di festa anche per il Consorzio, perché è il coronamento e il riconoscimento di un impegno che è stato sostenuto dall'intero Consiglio di amministrazione. Non a caso il professore Gioacchino Lavanco, capo dipartimento all'Università di Palermo, e anche consigliere di amministrazione del Consorzio. Abbiamo condiviso questo impegno, abbiamo creduto fermamente nel ruolo importante che il Consorzio può rivestire in una meravigliosa provincia come quella di Agrigento. Abbiamo puntato sulla terza missione, che tiene conto non soltanto della crescita culturale, ma anche di quella economica e sociale di questa provincia. È stata offerta oggi un'ulteriore occasione di attività lavorativa, si offrono nuove opportunità alle giovani laureate, perché il titolo che è stato conseguito permetterà loro, possibilmente già da domani, di poter accedere al mondo del lavoro. Un lavoro particolarmente delicato, quello di educatori, che, come è stato già detto, rappresenta un punto di forza in un processo non solo educativo in senso stretto, ma anche sociale, in collaborazione con le istituzioni pubbliche, con i tribunali, con il mondo della scuola e così via. Noi siamo fortemente motivati a continuare per questa strada. L'Università degli Studi di Palermo, il polo territoriale, sono in perfetta linea con quelle che sono le nostre idee progettuali. Riteniamo che può notevolmente aumentare la crescita del consorzio universitario, anche in funzione degli altri incarichi che sono stati conferiti, come ad esempio la gestione delle procedure per la candidatura di Agrigento a capitale italiana della cultura. E siamo particolarmente lieti di condividere con l'Università di Palermo la scelta di oggi come sede per la proclamazione, che è una culla della cultura. La Fondazione Ciacia, che è intestata non a caso per oggi ad un grande educatore prima che un grande scrittore. La Fondazione Ciacia, che rappresenta un punto di forza della nostra provincia e che purtroppo ancora non è stata adeguatamente valorizzata. Per cui, in stretta sintonia con il professor Lavanco, abbiamo ritenuto di prendere come una fava due piccioni. Da un lato a rendere ancora più autorevole e sontuosa la cerimonia di proclamazione, dall'altro contribuire, sia pure
in misura limitata alla crescita e alla valorizzazione di questa meravigliosa fondazione che merita l'attenzione non solo nazionale ma anche internazionale.